Per il trofeo Regione Veneto prima categoria al campo di Zebio domenica 27 agosto 2023 si è svolta la prima gara del girone 5, Zebio contro Scaligera. Comincia il primo tempo, la battuta del Zebio. La prima azione della Scaligera, recupero palla e scorribanda sulla destra del campo, tiro verso la porta che il portiere para. Lungo lancio dalla metà campo che arriva in area, il portiere è in anticipo. Il Zebio arriva quasi in rete. Dopo questo tiro da calcio d'angolo, un difensore salva sulla linea. Rimessa da fallo laterale e tiro che sfiora l'incrocio dei pali. Si è visto un discreto gioco a centrocampo con escursioni delle due squadre nelle aree avversaria. In questa azione l'ultimo tiro sfiora la traversa. Le ripartenze della Scaligera vengono spesso fermate. In questa azione il Zebio arriva al tiro, il portiere para e la difesa libera. Adesso è la Scaligera che ferma l'azione del Zebio e riparte. Bel passaggio con tiro finale che è alto sulla traversa. E ancora la Scaligera che arriva al tiro partendo da rimessa da fallo laterale, il tiro a giro è tra le braccia del portiere. Discesa della Scaligera, qualche passaggio e lungo cross sulla destra del campo, un assist verso il centro e tiro che lambisce il lato destro della porta. Il Zebio ci prova anche su punizione, ma la palla non vuole entrare. Il tempo si conclude con questa azione della Scaligera che ferma il Zebio e riparte. Arriva a un assist verso il centro, ultimo tiro alto sulla traversa. Il tempo si conclude in parità con una leggera prevalenza delle azioni del Zebio, tutto rimandato al secondo tempo. Con il suono delle campane comincia il secondo tempo, la battuta è della Scaligera. Il tempo inizia subito con una contestazione su questo tiro verso la porta. Un difensore mette fuori la palla con un braccio, sembra rigore ma l'arbitro non convalida. Palla recuperata da Zebio dopo questa punizione battuta dalla Scaligera. Un attaccante viene lanciato verso la porta avversaria, è contrastato da un difensore che ci mette il piede, la palla sfiora il palo sinistro. Azione del Zebio con bei passaggi e tiro finale che è alle stelle. Adesso c'è una punizione della Scaligera, colpo di testa del Melo che è sealato. E arriviamo all'azione contestata in cui il Zebio arriva al gol. È una punizione ribattuta dalla barriera. Sul tiro successivo 3 giocatori del Zebio sembrano in fuorigioco. L'arbitro non fischia, c'è un altro tiro, ci sembra un altro giocatore in fuorigioco, ma la palla entra e il gol viene convalidato. Poco dopo è Zebio a tirare un'altra punizione verso il centro dell'area. Sulla rimessa c'è questo tiro alto sulla traversa. E ancora il Zebio a rendersi pericoloso, lungo lancio, l'attaccante si libera del difensore ma il portiere compie un miracolo.
E finalmente vediamo la Scaligera in attacco lungo lancio di Melotti verso la sinistra del campo. Gioele controlla, si libera dei difensori e spara, ma il portiere para. Gran tiro di Fabio che il portiere respinge, un difensore nel tentativo di difendere la palla travolge Gioele, stavolta il rigore viene assegnato. Del tiro si occupa Melotti, palla sulla sinistra della porta, il portiere a destra. Eusebio tenta di recuperare subito con questa azione, il tiro finale lucida la traversa. Anche la Scaligera colpisce la traversa, il tiro ribattuto dalla barriera la sfiora. Ribaltamento di fronte, stavolta è Eusebio che attacca, una serie di passaggi, belle azioni. Il tiro finale è parato a terra dal portiere. Sulla ripartenza c'è questa azione della Scaligera, lancio per Karin che la passa a Gioele. Sulla sinistra del campo Gioele con una grossa galoppata si libera degli avversari e con una cannonata la mette dentro. Siamo alla fine del tempo, questa è l'ultima azione del Eusebio, lungo lancio del portiere fino a metà campo, ottiene una punizione, c'è questa risalita verso la nostra porta che si conclude con questo tiro tra le braccia del nostro portiere. I tre fischi dell'arbitro chiudono questa buona partita tra due squadre di giovani che promettono abbastanza bene. Bravo.